Buongiorno amici, bentornati a Post-it dal Polesine. Oggi torniamo a parlare di politica con Benedetta Bagatin, consigliere comunale di Rovigo, ma anche membro dell'Assemblea Nazionale del PD, che domenica 14 marzo è eletto segretario Enrico Letta, in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti. Un collegamento che abbiamo via Skype con Benedetta in diretta da rovigoggi.it. Benvenuta Benedetta. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Irene. Allora, non è mai successo che il segretario di un partito abbandonasse accusando in maniera così grave i propri massimi dirigenti. Li ha accusati di essere persone che non hanno contribuito alla crescita del partito, che sono interessate esclusivamente alla carriera personale, vedi nomine e poltrone, e ha sbattuto e chiuso, ha sbattuto la porta e l'ha anche chiusa. Che riflessione è stata fatta a livello nazionale? All'inizio è prevalso lo sconcerto, sicuramente negli ultimi giorni, diciamo nelle ultime settimane, dalla caduta del governo Conte, poi insomma la nascita del governo Draghi erano state per il mio partito, insomma per il Partito Democratico, particolarmente sofferte per tutta una serie di valutazioni, ragionamenti, stilicidi vari che abbiamo visto anche sui vari social dei rappresentanti più in vista del partito, deputati e senatori, e queste dimissioni arrivate tramite post su Facebook con un testo d'accusa forte, perché in realtà non è solamente un testo d'accusa ma anche una dichiarazione, mi vergogno, cioè non rimane, non fa male solo perché diciamo il tuo segretario, il segretario del partito si dimette in un momento storico come questo, con la crisi che stiamo vivendo sia dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale e economico, ma fa ancora più male perché al contempo denuncia anche una produzione dello spirito di questa classe dirigente. Certo. E questo ovviamente da militante, da iscritta e Sostenitrice anche della mozione Zingaretti. sì, assolutamente, ma anche da rappresentante istituzionale insomma, con un ruolo dentro l'amministrazione comunale e come consigliera comunale ha fatto ancora più male. È evidente che le riflessioni sono state da subito molto sofferte, ma non solo sofferte, ma anche un po' come se vivessimo in una situazione di moviola, cioè tutti i problemi che conoscevamo e conosciamo benissimo e che negli ultimi anni si erano un po' accatastati, Sì. sono tornati ci sono ritornati tutti insieme. Con gli interessi anche magari. Anche con gli interessi, Sì. sicuramente. E quindi è stata una riflessione di sicuro molto sommessa, nel senso non ci sono state alzate di voce, perché è stato talmente tanto dirompente come gesto che lasciava poco margine di altre reazioni ancora più morali. Il punto non è come si reagisce emotivamente, è come si reagisce nel salvaguardare e anche nel ricostruire questa comunità. Nell'immediatezza, tra l'altro, serpeggiava pure l'idea che il PD fosse un partito da sciogliere, tanto che è uscita la provocazione di Beppe Grillo, che ha detto invece di scioglierlo mi candido io segretario. Come siamo arrivati a ciò? Come è stato possibile? Allora, io sono una cosiddetta nativa democratica, nel senso che mi sono iscritta solo e esclusivamente al Partito Democratico, non ho una storia, diciamo, dei partiti precedenti che poi che fondendosi hanno portato alla nascita del Partito Democratico, però insomma più o meno da quando sono iscritta, e da circa 7-8 anni, sento che questo partito da un momento all'altro si deve sciogliere. Il punto credo non sia l'area di smobilitazione che a più riprese si è aperte nei corridoi delle varie direzioni nazionali piuttosto che regionali. Il punto è rinascere, e per rinascere ci vuole una spinta che guardi non tanto
rivolto al prossimo governo o al governo attuale, ossia con quella condanna un po' a governare che sembra il Partito Democratico, ma guardi invece alla propria identità. E è evidente che quando il Partito Democratico nasce nel 2007, quindi a 14 anni, l'80% dei segretari che ci sono stati, che se non sbaglio sono circa 7, se n'è andato da questo partito, un problema di gestione di questa comunità e di fatica nel riconoscersi in un unico afflato, in un idem sentire c'è. E quindi o si fa pace con questo, e quindi dal passato si trattano solamente elementi di comunione, di unione che possano costruire il presente e soprattutto il futuro, oppure la smobilitazione continuerà a esserci perenne, cioè continueremo a vivere sempre in un'eterna adolescenza. Certo. Renzi, puntando l'attenzione sul fatto che serviva un chiaro indirizzo per i fondi del recovery, con 16 voti ha fatto di più di un partito che ne ha centinaia di parlamentari. Avete sbagliato prima nel scegliere Zingaretti o Matteo Renzi in confronto a Zingaretti è un gigante? Non abbiamo né sbagliato prima a scegliere Zingaretti, perché quella è stata una competizione all'interno del Partito Democratico per la segreteria e diciamo la figura di Renzi già allora cioè, non era più in competizione, né è una questione di giganti. Questa è stata esclusivamente una battaglia di tipo politico in stile Machiavellico, e quindi sì, 16 voti fanno la differenza, perché in politica fa la differenza la fa un voto, e quindi figuriamoci 16. Secondo me quali sono stati gli aspetti in realtà veramente laceranti nel passato, dal governo Conte al governo Draghi, laceranti per il Partito Democratico? I temi posti da Renzi, che su alcuni sicuramente ha posto un elemento di forte discussione anche all'interno del Partito Democratico, l'utilizzo, la destinazione, quindi la progettazione dell'utilizzo dei fondi del recovery plan, ma anche la gestione del problema scuole, Certo. che non dimentichiamo in quel momento era, ma lo è tuttora, il vero problema che corre in parallelo alla pandemia, e che un partito di centro-sinistra non dovrebbe mai dimenticare. Non sto dicendo che lo stia facendo, ma sicuramente il ministro Azzolina, non ho problemi a dirlo, non ho nessuno scudo da dover metodo da dover prendere, non l'ha gestito in maniera adeguata, soprattutto non è stato pianificato il rientro a scuola, quindi parliamo ormai di settembre del 2020. Quindi alcuni di questi temi, non ultimo anche la gestione della diffusione, quindi dell'organizzazione dei dispositivi di sicurezza, quindi tutto quello che gestiva il precedente quello incaricato diciamo prima di Figliuolo, ha posto dei problemi di grande fronto dentro il Partito Democratico. Non è che è venuta qualche nostalgia, cioè qualcuno è spiaciuto che Renzi sia fuori dal PD, magari che è venuta la voglia di ricucire con Renzi? Ma io credo che dovremmo smetterla di interrogarci su che cosa fa Renzi, su che cosa pensa Renzi, su oggi esattamente che cosa ha dichiarato Renzi e cosa ha scritto Renzi. Perché? Perché è un po' come gli amori. La politica e l'amore in realtà hanno dinamiche molto, molto simili, ossia molto la questione della passione. Il discorso è che Renzi ha fondato un altro partito, nasce la sua carriera politica sicuramente parte del Partito Democratico, il suo successo appartiene anche al nostro partito, però ora ha fondato un altro partito. Il vero punto è che cosa fa il Partito Democratico ora. E questo non ce lo dice né Renzi, né tantomeno Beppe Grillo, né tantomeno Giuseppe Conte. Certo. Ce lo dice il nuovo segretario che abbiamo eletto e soprattutto ce lo dice la comunità alla quale noi dobbiamo fare riferimento. Che cosa ha detto Letta per convincere l'assemblea quella domenica del 14 marzo? Ma ha fatto un discorso di altissimo valore politico e anche civile. È stata un'ora, se non sbaglio, un'ora e 10, ma 70 minuti di grandissimo significato, con parole precise e anche molto
come posso dire, entusiasmanti, che non si sentivano da un po' di tempo e che arrivano in un momento nel quale, appunto, come abbiamo già detto, non solo il morale è sotto i tacchi, ma c'era anche un grandissimo senso di sconcerto. La frase sicuramente che mi ha colpito di più, dei tanti obiettivi che si è dato, sicuramente il ruolo della donna, le generazioni future, una costruzione di coalizioni, quindi un PD da solo che va da poche parti, da una parte il senso di identità che viene definito solamente con la radicalità dei comportamenti, che non significa estremismo, ma significa riconoscersi in dei valori comuni e cercare di rappresentarli al meglio per il bene comune. Questo dal circolo che si offre come luogo per uno smistamento di beni per le persone che in questo momento sono in una difficoltà o in un disagio economico, piuttosto del parlamentare europeo. Deve essere sempre quello il faro. Sì, e che cosa si è prefissato il PD nell'immediato e nel breve periodo? Nel brevissimo periodo intanto di fare una sorta di, la definirei mente locale, ma insomma cercare di fare un sondaggio, perché questo è quelle che sono i desideri, ma soprattutto le esigenze dei singoli iscritti delle comunità, quindi dei circoli, per la costruzione per la rinascita di un partito che abbia una catena che funzioni dal livello locale fino a livello nazionale, che non si perda in mille rivoli dove poi i rappresentanti diventano, e quindi l'importanza diventa della singolo, ma rimane invece del collettivo, quindi in questo caso del circolo, ma anche della comunità più allargata, nel senso delle persone che gravitano intorno al circolo. Sì. In un periodo diciamo meno breve, ma diciamo nel medio periodo, la sfida sono le amministrative dell'autunno e poi la definizione di una coalizione che ci possa permettere di essere competitivi alle prossime elezioni politiche, e questo passa sicuramente per un'identità molto più chiara, molto più coraggiosa, molto più. E personalmente Benedetta che cosa pensa di quanto è successo? All'inizio sono rimasta sconcertata perché prenderlo così se non sbaglio da un post su Facebook, comunque insomma attraverso una comunicazione social, per il momento che stiamo tutti vivendo, perché è dura per tutti, a maggior ragione chi ha ruoli così importanti, così significativi, dovrebbe ancora di più avere i nervi saldi. Poi c'è stato un po' di rammarico perché l'ennesima occasione persa, l'ennesimo cambio di segretario, l'ennesimo congresso che si apre, che il congresso o è un momento di confronto tra idee, ma se diventa sempre solamente, esclusivamente votare una persona piuttosto di un'altra, quindi sulla base di filiere, chiamiamole così, o comunque di gruppi che si organizzano intorno a determinati rappresentanti, perde anche molto di quel significato partecipativo che avrebbe il congresso e per il quale io mi sono avvicinata al Partito Democratico. Poi devo dire la verità che il confronto tra i delegati regionali in vista dell'Assemblea nazionale, la possibilità, la disponibilità data da Enrico Letta, che sicuramente in questi anni all'estero ha cambiato approccio su determinati aspetti della vita reale, lo ha reso più concreto, almeno questa è l'impressione che hanno avuto tutti anche ascoltando il suo discorso la settimana scorsa. Lavorare all'università lo ha aiutato, a differenza degli universitari professori italiani, a lui mi ci ha aiutato a rimanere molto ancorato alla realtà. Molto di più, questo insomma mi ha dato uno stimolo, mi ha dato un nuovo stimolo, l'entusiasmo me lo danno persone che ogni giorno con le quali mi confronto per la città di Rovigo. Rimanere un partito di sinistra ormai sembra un problema con questa spinta liberale e riformista.
L'Europa infatti chiede agli stati riforme e liberismo, vedi per quanto riguarda l'affrancamento energetico sostenibile, perché oggi avere energia significa avere libertà. L'Italia, per esempio, ne compra il 78% di quanto ne usa, quindi servono riforme chiare e nuovi modelli. Tra l'altro, nella vecchia Europa si dice che i 5 Stelle con Conte piuttosto che Trump in America non andavano bene perché avevano un occhio troppo rivolto alla Cina e l'Europa vede l'affiancamento con gli USA come unica possibilità di sopravvivenza all'invasione asiatica dal punto di vista economico. Chi fa analisi politica internazionale da mesi aveva previsto sia la caduta di Trump che lo strapotere dei 5 Stelle in Italia. Quindi la domanda è: c'è ancora la libertà di fare politica per un partito che deve essere diverso dagli altri perché appunto deve essere votato dagli italiani e in un momento in cui tutti i partiti sono al governo ad eccezione di Fratelli d'Italia? L'identità del PD, ecco, dov'è? Dove sta? Ci deve essere la libertà di fare politica con un'identità precisa e è questa la vera sfida per i partiti che in questo momento sono al governo e quindi all'interno del governo Draghi. È questo, cioè rimanere noi stessi, anzi migliorarci a livello identitario in maniera molto più forte dal mio punto di vista e non stravolgere quelli che sono i nostri valori e lottare solo esclusivamente con lo scopo A di combattere la pandemia, B di dare una spinta economica e sociale a un paese che uscirà in ogni caso da questa pandemia molto provato, per usare un eufemismo. Noi stiamo debitando le prossime 3 generazioni. Quindi questa deve essere la sfida. Ovviamente ogni partito la deve portare avanti, in questo caso parlo del mio partito, il Partito Democratico, con una forte impronta identitaria, perché solo così potrà il PD impostare determinate scelte, per esempio sul recovery plan piuttosto delle prossime finanziarie, a sostegno non in maniera generica delle fasce più deboli, ma delle famiglie che in questo momento occupano la fascia intermedia o comunque la cosiddetta middle class, che in questo momento di middle non ha praticamente più nulla. Un altro argomento chiave è il rinnovamento della classe dirigente. Come potrà avvenire? Ma allora, avviene attraverso, secondo me, attraverso due fattori entrambi imprescindibili. Da una parte la partecipazione di tutti i cittadini alle competizioni interne del PD, quindi primarie aperte nella definizione dei quelli che sono i candidati e quindi poi delle liste per quella che sarà la futura, insomma, dopo l'ennesima riforma elettorale per le prossime elezioni e dall'altra con un avvicendamento nelle posizioni chiave determinato, mi verrebbe da dire da un certo grado di anni di esperienza, ma siccome questo purtroppo spesso si traduce in un malinterpretato concetto di rottamazione, mi verrebbe da dire nel favorire quelle che sono classi di dirigenti più giovani, non solamente in termini di anagrafici, ma anche in termini di esperienza, che possono così fare la loro esperienza. E questo è possibile quando da una parte c'è una partecipazione aperta, sì, quindi favorisci una competizione molto, molto vivace, molto appunto diciamo democratica, e dall'altra con una scelta radicale da parte di coloro che per tanti anni hanno diretto il partito. Rovigo, come ha reagito a questo cambiamento di guida, alla nomina di Letta al posto di Zingaretti? Ci siamo confrontati tra noi, insomma, colleghi del gruppo consigliare, ovviamente con grande, insomma, dispiacere, un po' di sconcerto. Poi ovviamente è chiaro che nel livello locale le cose le avverti in maniera diversa, diciamo, nella gestione di quello che è le attività dell'amministrazione comunale, però
tra noi consiglieri comunali del Partito Democratico iscritti al PD, in quanto poi insomma io sono anche in Assemblea nazionale, c'è stato un po' un confronto e anche la consapevolezza che alcuni temi portati da Zingaretti a motivazione delle sue dimissioni, per esempio stillicidio lacerante, che c'è sempre di tutti contro tutti, è un problema che c'è a livello nazionale ma c'è anche a livello locale. Grazie Benedetta Bagatin. Grazie a te. Grazie di essere stata apostita dal Polesine. Grazie a voi. Io ringrazio anche chi ci ha seguito fino adesso, l'appuntamento è per domani alle 17:30, se volete vedere questa puntata la potete rivedere dal canale YouTube di rovigooggi.it e questa e anche le precedenti si possono appunto rivedere. Grazie ancora a Benedetta, alla quale auguro buon lavoro e buona serata a tutti. Arrivederci.